Questa foto è stata scattata nel settembre del 43 alla stazione di Pordenone. Guarda le donne come erano pettinate. Usavano le gonne corte. Erano anche molto magre. Beh, c'era la guerra, non c'era molto da mangiare. Questa invece è la stazione del tempo. Beh, non è cambiato molto. La stazione è un posto in cui di solito passo di fretta. Arrivo di corsa 3 minuti prima della partenza del treno, faccio il biglietto e salgo all'ultimo momento. Altre volte, quando parto la mattina presto, arrivo in anticipo e mi piace aspettare a lato del binario, magari ancora al buio. È un bel posto per me, perché è dove sto un po' prima di iniziare un viaggio. È dove dedico del tempo a pensare, tra la musica nelle cuffiette e gli annunci dei treni, a cosa sarà quello che mi aspetta. La stazione è un luogo che suscita in me molte emozioni. Innanzitutto c'è l'ansia di non riuscire ad arrivare in tempo a prendere il treno o di prendere quello sbagliato. Poi c'è la paura di non riuscire a soddisfare le alte aspettative del viaggio che sto per compiere. Accade poi di trascorrere delle giornate talmente meravigliose in una località da non voler tornare affatto o di voler allontanare l'orario della partenza, facendo diventare la stazione un luogo malinconico. Talvolta invece sono così stanca o delusa da un viaggio da non veder l'ora di tornare in stazione e prendere il treno che mi riporterà a casa. Ricordo che da piccola non ho mai amato prendere il treno. Non che ne prendessi molti pensandoci, ma quando capitava di andare in stazione la foga delle persone quasi mi infastidiva. Forse non era il treno il problema, ma l'impeto e l'irruenza delle persone che aspettano nervosamente lungo i binari. Io ho sempre amato la calma. Così, per scappare da tutta quella frenesia, mi concentravo su una persona, una in particolare. Non importa cosa stesse facendo o chi fosse, iniziavo semplicemente a fantasticare su dove potesse stare andando. Talvolta mi rivengono in mente queste persone, mi chiedo se magari quel treno possa aver cambiato loro la vita. Per me la stazione, oltre che essere un luogo inquietante e pericoloso la sera, è anche un luogo di abbandono e tristezza. Pensiamo ad esempio a una coppia di innamorati che si deve salutare dopo una lunga giornata passata assieme, oppure quando un nostro caro deve prendere i mezzi per giungere all'aeroporto. Tuttavia può anche essere un luogo di ritrovo e socializzazione, ad esempio quando incontriamo i nostri amici dopo una lunga giornata di scuola. Ho sempre trovato la stazione come un eterno luogo di passaggio. Non parti dalla stazione, parti da casa e anche quando ci arrivi non è la tua ultima meta, c'è sempre un posto oltre, qualcosa da raggiungere, un luogo dove andare. È un eterno limbo, un punto di passaggio, un luogo dove si dicono gli arrivederci, di attimi sospesi. Quante partenze, quanti arrivi, quante storie custodisce questa stazione. 80 anni fa, qui. Una storia di 80 anni fa che ci ha raccontato Teresina Degani in questo libro, La resistenza nella destra tagliamento. Il racconto inizia dalle fabbriche di Pordenone e dalle lotte operaie degli anni 20 del Novecento.
Pordenone era una città industriale e contadina. C'erano fabbriche tessili, cotonifici e filande, sorte nell'Ottocento dai precedenti opifici idraulici, che ricoprivano tutto il territorio e occupavano molti operai e operaie, in condizioni di lavoro molto dure, 12-14 ore al giorno senza diritti o benefici. Le fabbriche da metà Ottocento videro agitazioni e scioperi di una classe operaia che aveva già una coscienza di classe, cioè la consapevolezza di poter rivendicare i propri diritti con scioperi. Le operaie erano molto combattive. Si ricorda lo sciopero del 1877, quando le operaie si stesero per terra davanti al cotonificio a Mann. Per evitare che le balle di cotone finissero al cotonificio. Siamo nel 1921. Era appena finita la Grande Guerra e c'era crisi per la conversione dall'industria di guerra a quella civile. I contadini che avevano combattuto rischiando la vita, pur avendo vinto la guerra, non si ritrovarono niente. La proprietà della terra era sempre in mano a signori e padroni. Nelle fabbriche c'era disoccupazione, neanche gli ufficiali smobilitati riuscirono a trovare occupazione. Gli operai, con scioperi ed agitazioni, miravano a trasformare la società in senso democratico e socialista, visto anche ciò che era accaduto in Russia con la rivoluzione comunista. Gli ufficiali e i borghesi, sia i capitalisti delle industrie che i proprietari terrieri, temevano le agitazioni popolari. Temevano di perdere le proprie ricchezze e appoggiarono Mussolini e bande armate, che affrontarono con violenza e soprusi gli operai e le loro organizzazioni sindacali. Non solo la borghesia favorì questa violenza, ma anche parte del ceto medio, magistrati, esercito, polizia. Già dal 21 Pordenone fu attaccata dalle squadre fasciste, gruppi violenti di militanti del fascismo a cui resistettero gli operai e i cittadini a Torre. Vicenda passata con il nome delle barricate di Torre. Intanto nelle fabbriche gli industriali aumentarono gli sfruttamenti e abbassarono le paghe. Ma le tessili si batterono comunque per i loro diritti, con scioperi, nonostante gli arresti e licenziamenti, con spirito antifascista. «1925. Il partito fascista assurse al potere con la violenza. Molte libertà degli operai vennero ristrette. Furono ristrette anche le libertà civili e le libertà di pensiero. Era nata una dittatura».
1936 ci fu la rivolta in Spagna a cui parteciparono per combattere contro i fascisti molti cittadini del Friuli occidentale. 1938. Da Trieste Mussolini annunciò le leggi razziali. 1940. L'Italia entra in guerra a fianco della Germania, in una guerra di conquista del mondo. Soldati mandati in Russia, in Africa, in Grecia, in Jugoslavia e in Albania. Nell'aeroporto di Aviano erano stati addestrati gli avieri per le incursioni aeree nelle aree del Mediterraneo. Il Pordenonese aveva fornito soldati di ogni corpo, ma soprattutto alpini. La popolazione, pur non direttamente entrando in conflitto, iniziò già a intravedere i costi della guerra. Non c'era paese che non contasse morti. Fu un grande tributo di sangue quello pagato dai nostri soldati. Il 25 luglio 1943, in seguito allo sbarco degli alleati in Italia, Mussolini venne destituito dal proprio governo. 8 settembre 1943. Annuncio dell'armistizio di non belligeranza con le truppe alleate, guidate da Eisenhower, 34esimo presidente degli Stati Uniti, e di difesa da qualsiasi attacco da qualunque parte inferto. Parla Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. La calata dei tedeschi sopraggiunse rapida. Il Friuli fu uno dei primi territori ad essere occupati. Già nel pomeriggio del 12 settembre una colonna di carri armati entrava da nord in Pordenone, non incontrando alcuna resistenza. Nella notte la gente sottraeva beni alimentari e armi dai magazzini militari, ma i tedeschi se ne accorsero e spararono alla gente. Un aereo tedesco atterrò sull'aeroporto di Aviano, il cui comandante si arrese subito. Gli avieri furono mandati subito in Germania, insieme a un gruppo di altri che seguirono dopo. Il 13 settembre 1943, primo bando del tenente Spitzauer. Chiunque commetta atti di saccheggio sarà passato per le armi. Sono puniti gli assembramenti e le riunioni di più di 3 persone. Il coprifuoco va dalle 19:30 alle 5:30 del mattino. I maggiori responsabili saranno passati immediatamente per le armi e, come soggetti alla stessa pena, a titolo di rappresaglia anche gli altri cittadini. Ogni frazione sarà tassata per 1 milione di lire e in mancanza di pagamento di tale somma, tutti gli uomini dai 18 ai 40 anni sono minacciati di deportazione in Germania al lavoro obbligatorio gratuito. Fu l'inizio di una durissima occupazione, anche perché l'occupante, seppur in parte ristretta, trovò complici italiani postisi al suo servizio,
compiendo rastrellamenti di persone da inviare in Germania, uccidendo e torturando chiunque si ribellasse. Venne inoltre organizzata la difesa territoriale dei cittadini a favore dell'occupante. Dal 1 ottobre 1943 alla liberazione, il litorale della destra tagliamento divenne Adriatische Künstlerland, ovvero litorale adriatico. Nella zona di operazione litorale adriatico Gorizia-Udine, Trieste-Istria-Carnare e Lubiano, il comando era sotto il governatore Ranier Galatier, sotto il comando delle SS, le Schutzstaffel. Intanto i soldati che riuscirono a sfuggire si unirono alle brigate partigiane che iniziarono a fare dei sabotaggi contro i tedeschi. E intanto in tutta destra tagliamento gruppi di antifascisti si unirono per lottare contro l'occupante. L'hotel moderno viene requisito e vi si insedia il presidio militare germanico, che operò nella destra tagliamento coadiuvato da altri presidi nel territorio. I militari e gli operai dovevano recarsi alla casa del fascio di Pordenone, se no non avrebbero ricevuto il sussidio giornaliero, ma nelle difficili condizioni di vita di allora non ricevere il sussidio giornaliero avrebbe aggravato ancor di più la condizione delle famiglie, perciò erano costretti a recarsi al presidio tedesco. Viene istituito un tribunale speciale per la sicurezza pubblica, che non offriva nessun tipo di garanzia agli arrestati se non l'essere interrogati. C'era un rigoroso controllo della popolazione. Per circolare gli uomini dai 18 ai 45 anni e le donne dai 20 ai 40 avevano bisogno di una dichiarazione speciale bilingue che attestasse la loro qualifica. Avevano elenchi esatti di popolazione, con professione, data di arrivo e di partenza. Chi non rientrava in questi elenchi veniva arrestato. Intanto, i soldati che riuscirono a fuggire si unirono alle brigate partigiane, che iniziarono a fare sabotaggi contro i tedeschi. I tedeschi razziavano senza prendersene le responsabilità. Colui che si opponeva ai servizi imposti veniva punito al limite con la morte. Nonostante tutto ciò, la popolazione aiutava, favoriva e proteggeva i partigiani. Scegliere o con i tedeschi o contro. Chi era antifascista era ovvio, ma per gli altri no. I militari che avevano fatto la guerra contro i tedeschi non sapevano che fare, anche se erano disillusi da come andavano le cose.
e non sapevano se obbedire ai tedeschi per consuetudine all'obbedienza o se obbedire alle direttive dell'Italia del Sud, diramata con la radio, e cioè di difendersi da chiunque. Molti scelsero la resistenza. Anche i contadini parteciperanno alla lotta e anche gli operai, i quali scioperarono per impedire l'asportazione dei macchinari dal cotonificio di Cordenons in Germania. Gennaio 1944. Tutta la popolazione maschile, 17 a 50 anni, venne arruolata secondo le dipendenze del comandante tedesco Deutsche Berater per la difesa dei territori contro i partigiani, Furdie, Provinzie, Friuli, Austalle, Pordenone. Ma c'erano anche la Guardia Nazionale Repubblicana, il Battaglione di Volontari Fascisti e le Brigate Nere di Salò, che continuarono a seminare il terrore. All'inizio del 1944 non c'era da mangiare, le latterie si rifiutavano di consegnare il latte e il sale non poteva essere distribuito. A marzo non venne più distribuito l'olio, il burro e il formaggio. Su 22 ettolitri di latte, 20 vennero donati all'ospedale tedesco e ai comandanti. C'erano le requisizioni nelle campagne e i partigiani cercavano di evitarne gli ammassi. Così d'estate distribuivano frumento, grano turco e formaggio alla popolazione e alle donne venute dalle campagne. Anche molte donne parteciparono alla lotta partigiana. Maria Fadelli fu torturata dai nazifascisti alle casermette, l'edificio di Via Molinari adibito agli interrogatori e alle torture dei partigiani. Virginia Tonelli, medaglia d'oro alla Resistenza, assassinata alla Risiera di San Sabba il 29 settembre 1944. Nella Carli fu costretta alla clandestinità, dopo che la milizia territoriale fascista la inseguì per fucilarla. Maria Antonietta Moro, che mantenne i collegamenti in bicicletta fra le formazioni partigiane nel Pordenonese. Margheritina Brisotto, detta Resi, si muoveva per portare i messaggi ai partigiani con i pattini a rotelle. Luigia Venier, 14 anni, uccisa a fucilate alla dogana di Porcia. Le sorelle Marina e Giovanna Copat, catturate, torturate e violentate alle casermette. Un luogo adibito alle violenze sessuali alle donne era la camera di sicurezza che i fascisti insediarono all'asilo infantile Vittorio Emanuele II ed il cui comandante era Vettorini. Le donne che sopravvissero agli abusi, anche di violenza sessuale, poi assurdamente venivano scacciate dalle famiglie, in quanto ritenute sporche, colpevoli della violenza infertagli.
Molte donne parteciparono alla Resistenza, aiutando anche i deportati e i partigiani che avevano bisogno di viveri, di nascondersi e di cambiarsi d'abito. Molti militari italiani furono mandati nei campi di concentramento o nei campi di guerra in Germania, ma altri riuscirono a fuggire grazie alla popolazione, soprattutto nelle ferrovie. Per giorni treni e vagoni merci erano passati dalla linea Venezia-Treviso. Ad ogni stazione la popolazione aveva organizzato posti di ristoro e talvolta anche qualche fuga. Alla stazione di Pordenone transitavano treni carri bestiame, pieni di persone e deportati nei campi di concentramento. La stazione di Pordenone diventa un punto di soccorso e di fuga per i deportati. Dopo l'8 settembre, infatti, alcuni soldati fuggirono dalle caserme, ma la maggior parte venne trasportata nei campi di concentramento in Germania e in Polonia. Chiusi come bestie in gabbia, arsi dalla sete e dal caldo, affamati sui carri piombati, transitavano sulle linee italiane con un crescendo impressionante: soldati, borghesi, donne e lavoratori. E quando il treno si fermava a Pordenone e poi a Udine, molti tentavano di liberare i prigionieri dai vagoni, o perlomeno fornivano loro cibo e vestiti. Si era creato alla stazione di Pordenone un posto di ristoro. Nacque un gruppo organizzato dai comitati della Croce Rossa, i cui componenti, con pericolo per la vita, fecero tutto il possibile per salvare i prigionieri. Riuscirono, giorno per giorno, notte per notte, a sottrarre dalla prigionia centinaia di soldati. A Pordenone furono liberate 5.000 persone. I soldati si liberarono della loro uniforme e furono dati loro vestiti civili da parte del comitato. Affidati a famiglie civili o contadine che si presero cura di loro, si rifugiarono nel Pian del Cansiglio e nella vallata del Cellina, dove poi andarono a formare i primi gruppi partigiani. I tedeschi incominciarono ad avere sospetto di tutta questa gente che si aggirava per la stazione. Tanto che, dopo un colloquio piuttosto severo del presidente della Croce Rossa e del suo segretario con il maggiore Slieben, non poterono più aiutare i deportati e quindi continuarono segretamente, cercando di sfuggire ai controlli. I componenti della Croce Rossa hanno poi ospitato, vestito e assistito i liberati. Si diceva nelle altre stazioni: coraggio, a Pordenone riavrete la libertà. Tutte le famiglie, i sacerdoti, le ditte di Pordenone e dintorni si erano costituite in comitato per la raccolta di vivere ed indumenti.
ditte cittadine offrivano denaro. Una sola ditta ha offerto circa 300 indumenti e denaro per biglietti ferroviari. C'era alla stazione un'organizzazione così abile e pronta che squagliarsela era diventato un giochetto divertente, anche se il pericolo poteva essere mortale. Uomini e donne civili cercarono di aiutarli. Fra questi anche Giuseppina Coran, detta Bepa. Giuseppina Coran era una prostituta vagante, così si chiamavano le prostitute indipendenti, che svolgevano il loro lavoro non nei bordelli, ma per strada. Erano 8 le prostitute vaganti di Pordenone, controllate dalla polizia perché potevano trasmettere malattie venere. I casini erano regolamentati dallo Stato, già dalla Prima Guerra Mondiale, per i soldati. A Pordenone il casino si trovava in via Santa Caterina numero 5. Le donne che vi lavoravano erano come schiave, costrette alla clausura del bordello. Le lettere che mandarono alla senatrice Merlin, che riuscì nel 1958 a far approvare la legge che aboliva le case chiuse, denunciavano la loro condizione drammatica. Bepa però era una prostituta libera, o vagante, e forse per questo poté agire in quei tempi terribili per aiutare i deportati alla stazione. Ce la immaginiamo alla stazione, seducente e provocante, mentre cerca, con lusinghe, di distrarre i soldati tedeschi. Questa distrazione permetteva intanto alle donne di infilare i panini che erano forniti dal panettiere Baschiera, che aveva il forno in piazzetta San Marco a Pordenone. Filoni sottili, in modo che potessero passare tra le grate dei vagoni. Molte donne raccoglievano i bigliettini che lasciavano cadere i deportati dai carri bestiame per poi portarli alle famiglie. E c'era chi riusciva, sul retro del treno, ad aprire i vagoni, facendo scappare i deportati, come ci racconta anche Teresina Degan. Mi parve naturale aiutare nella fuga i soldati, che stivati in carri bestiame passavano per Pordenone, per essere condotti in Germania. Un giorno riuscì a forzare la chiusura di uno sportellone del carro ferroviario, purtroppo senza successo, perché un tedesco armato di pistola riuscì a impedirne la fuga. Erano donne giovani. Poi che fine ha fatto Giuseppina Coran? La Beppa? Dopo la fine della guerra l'hanno arrestata e internata al manicomio criminale di Aversa. Perché? Beh, forse era impazzita, forse aveva preso la sifilide che prendeva il cervello. Poi è ritornata guarita dopo la guerra ed è vissuta a Pordenone. Nessuno si ricorda più del suo contributo per aiutare i deportati.
Ma neanche tutte le altre, sono poco conosciute le loro storie. Dovrebbero essere ricordate anche loro, tra le donne che lottarono contro l'occupazione nazifascista, per la nostra libertà. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno e diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Morto per la libertà.